Se il termometro della crisi si misura sui dati dell'occupazione, gli ultimi rilievi Istat lasciano pensare che la ripresa si avvicina. Italia che intravede la luce in fondo al tunnel, anche se il lavoro non è finito. Più 44.000 occupati, meno 143.000 disoccupati. Gli ultimi dati che arrivano anche sulla crescita dimostrano una cosa molto semplice. Non siamo ancora la maglia rosa, non siamo quelli che crescono più di tutti, ma siamo tornati nel gruppo. E siamo tornati nel gruppo grazie al percorso di riforme che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Il trend veneto è in linea con quello nazionale. Nel secondo trimestre 2015 il tasso di disoccupazione è in calo rispetto a 12 mesi fa. Si attesta al 6,6%, nel secondo trimestre 2014 era al 7,1%. A livello nazionale solo la provincia autonoma di Bolzano registra un segnale migliore di quello veneto. In calo anche le persone in cerca di occupazione. Erano 159.000 nel secondo trimestre 2014, 145.000 un anno dopo, 14.000 unità in meno. Si può parlare di ripresa, ma all'orizzonte ci sono ancora molte nuvole, frena Luciano Miotto di Confindustria Veneto. Ben vengano i dati che abbiamo avuto dall'Istat, ma attenzione che vorrei dire c'è un lungo percorso, direi c'è ancora una maratona da fare. Abbiamo fatto il primo metro, siamo partiti bene, ma attenzione che rimangono ancora gli altri 40.000 metri da fare. Mezzo punto percentuale non è sufficiente per parlare di crisi finita. La strada, aggiunge Miotto, è ancora molto lunga. È stato fatto solo un primo passetto grazie anche e soprattutto a Jobs Act. Sicuramente il Job Act influisce in maniera positiva sull'aumento dell'occupazione e soprattutto sulla stabilizzazione di molte figure. Il vero nodo, al di là del Jobs Act, spiega Miotto, è legato al problema del cuneo fiscale. E sappiamo che a fine anno non c'è certezza di continuità per quanto riguarda la legge di stabilità e soprattutto la riduzione di quel, mi lasci dire, maledetto cuneo fiscale che sta creando da sempre, da tanti anni, difficoltà ad assumere persone nelle aziende.